è solo all'86%, una cifra ben al di sotto della media italiana e soprattutto europea. Ma presto le cose sono destinate a cambiare in meglio. Banda larga, un miraggio per milioni di navigatori ed internauti, ma soprattutto per migliaia di imprese che sul gap tecnologico del nostro paese si giocano la concorrenza con le aree più evolute del mondo. Il Veneto oggi copre l'88% del territorio, non però la gran parte delle aree più industrializzate. Una delibera della Giunta Veneta proposta da 4 assessori, Manzato all'agricoltura, Coppola all'economia, Ciambetti al bilancio e Zorzato per la cultura, sbloccherà fondi e cantieri. Finalmente possiamo dire che il 95,3% del Veneto verrà servito dalla banda larga, cioè a dire che i nostri cittadini potranno avere servizi che potranno superare i 2 mega di accesso, ma potranno anche, d'intesa con i privati che stanno già investendo, arrivare a 20 mega. Un passo avanti che sblocca fondi per 40 milioni di euro e porta il Veneto finalmente sulla strada della banda larga, quell'autostrada telematica che consente alle persone di dialogare e ai sistemi di operare a grande velocità. Si sa che l'Italia arranca, ma il Veneto tenta di mettersi al passo. 3 assessori hanno lavorato a una delibera che fa sintesi sulla tabella di marcia e soprattutto sui finanziamenti. Portiamo un provvedimento che serve il Veneto, serve al Veneto 40 milioni di euro di investimenti che faremo in Veneto per la banda larga. Abbiamo lavorato con l'Europa, con il Ministero per lo Sviluppo Economico per trovare le risorse. Parte sono risorse proprio del nostro bilancio regionale. Un percorso in 4 tappe che già in primavera consentirà l'avvio dei cantieri, 85 in tutto, 344 chilometri di fibra ottica che copriranno una popolazione di 170.000 veneti. Vedrete molti cantieri, ma cantieri nuovi, poco invasivi sul territorio. Qualcuno stima che un buon territorio servito attraverso la banda larga cresca di PIL dall'1 all'1,5%. Noi siamo su questa strada. La fase di maltempo iniziata oggi sull'Italia durerà almeno fino a tutta la prossima settimana e sarà accompagnata da forti piogge su molte regioni del centro-nord. 2 intense